Buonasera, do il benvenuto all'Associazione Teatrale Arcobaleno di Favara che porterà in scena la commedia dal titolo A Signora Marascialla in 2 atti di Antonella Monreale. Io volevo, a nome proprio dell'autrice della commedia, chiedervi che si scusa in quanto anche l'allestimento scenografico non è come avrebbero loro voluto, è molto esiguo, così anche approntato, anche perché sapete che ieri ho comunicato questo cambio improvviso di spettacoli di commedie, quindi l'autrice della commedia anticipatamente si scusa anche per non aver provveduto all'allestimento che desiderava avere sulla scena. Buon divertimento allora e buon spettacolo a tutti. Perciò la finirà perché stamattina mi con una giornata. Anzi, fa una cosa, Susi ti cambiare per una mano d'aiuto. Ma dare una mano d'aiuto perché hai solo domani. Cosa che tu sei bello, vedete con 4 mani, cosa che hanno 4 mani? I scemi hanno 4 mani. Perciò vieni qua, il suo segnale. Capitesi. Immediatamente! A Erdi! Non si cava. Non sei capace a fare vendita la tua. Nascisti per un fare vendito, per farti dare sul cuore da mia. Vieni qua. A me! Un segnale, subito. Immediatamente sparti. Siccome solo una cosa bella forse si marita, non fosse bello che... Scusa, forse si marita, mi pare che prima di maritare si saresti apparizzita, no? Siamo un caforesteri, potessi che qualcuno che dice, senti, magari usciamo giù cazzo, e forse si marita. Non fosse bello che ci preparassi qualche cosa, che quando una vocazione, tu cari a mio cognato, che cosa bella che mi traccama. Perciò, Sì. solo, forse, se ci capita si fa zitta. Sì. E poi, salisse a maritare. Sì. E lì c'è a preparare un burrello. Sì. C'è a raccamare un burrello. Imbarazzo, mangi. Una cosa meglio. Una cosa meglio. Sei sicuro che non è cosa tua, giusto? Vedremo qua. Cippo. Direi. Come nasce? Ti mi stava sprecciando? La giornata,
oído mi consigo, tu? Dai che combinasti! E poi così a qui hai imparato a camare? A così sai che accavano le cose? Usi cosa? Tu dessi con si cosa rivendi? Ma manco tagliami tu me, manco tagliami tu E mi me. interessa mia tu il tutto! E che mi interessa via dalla savata che cos'è? Faccio solo caso di una femmina disperata, tutto! La femmina con un maledente! La femmina con si sappi che femmina ieri! Un rimedio giusto. Da lei che come piange! Da lei che mi lacrime! Che cazzo che mi faccio ogni volta! Penso a Diciannelli in mezzo a sti lacrime. Un mattino cuccia! Ancora piangi? Non c'è soluzione, non c'è soluzione, ci sta la famiglia, non c'è più niente. C'è poco da fare. Non vedo qualche soluzione la a pigliare. Ecco qua la soluzione. Ma lo sapete qual è? Che lì spartiamo, ne divorziamo e se ne va ognuno per fatti suoi. Ne divorziamo! E lo decidi tu che ne divorziamo? Decido io. Niente divorzio. Ammazzire con mia questa casa. Un divorzio. Vuole divorzio, signorino. Sa che è tutta la colla da me? Che oggi mi sta a fare le benedita straordinari. Solo perché si può. No. Si ti vanno a fare straordinari, io devi ti in giro, non succedeva niente. Giusto. A te ti interessa solo un straordinario. Sì. Ma lo straordinario come fanno io? Non mi interessa. Tu trovi più a fare. Anche perché agosto siamo, Natale viene qua è vicino. E a Natale hai a cacciare una macchina e solo il grana, la macchina non c'è, ti vengono tutte le cose. Ti vengono carneri, ti vengono fino a cacchi di fuggire, di caccia e fino a un topali. Senti bene, noi potremmo parlare di tutte cose, ma non ti devi permettere di nominare fucila, cartucce e cani. Ti ricordo cani? I cani che appena ti metti bene a carappare e nessuno mi sa pure una bevenata. Vedi me, una settimana ricoverato. Tu scordaste? Abbiamo avuto abbevenato con un zucchero che ti metti. Ascoltami una cosa. Natale, macchina. Io voglio una macchina nuova. Una 187 a naffica con i popi. 187 a naffica. Con i popi. Con i popi. Non l'hanno fatta ancora 187, quindi non posso accontentare. Non l'hanno fatto? Peccato. Ti rimango io non so fare. Già, arrivi già ci dici, ma vogliamo nuova macchina, 187 a naffica di popi. E i sedili damascati rossi. Neanche ci vuole più. No. Sai che facevi? Me ne vai a Torino e parlo con il signor Agnelli. Ci dico, signor Agnelli, mia moglie vuole una macchina 187 a naffica. Con i popi. Tu la vuoi? Con i popi Sì. e i sedili damascati rossi. Perfetto. Quindi ci vuole più. No. Ciao, faccio mettere un'altra cosa. E di dietro ci deve scrivere no Giulietta o Fiat o Alfa Romeo, ci va a mettere Concettina. Oh, Ti ci faccio scrivere Concettina. bellissimo, non trovo paese, i sulla. Oh, non deve essere così. No. Chi ti manca ancora? Chi ne esce con la macchina nuova senza la pelliccia? A mezza pelliccia nuova, vede? Pelliccia, che la fai pelliccia tu? Ma stai casato mese senza ti depilare al momento? Perciò, vedi la chiazza con l'assaggi? Veggia, e di noi tutte queste cose, che ci posso fare? Aspetta un minuto. Ferma. Veggia, ma quanto sei veggia? Sappiamo
specie. Ma che tagliassi giusto? No, vero. Chi ti disse che era? Tu che avevi, tagliati. Come ti disse? Tagliati. Uno toccare la seconda. Com'era che ti disse? Bella? Super bellissima. Super bellissima. Super più bellissima assai. Tu piano. Ungeta. Fermati! Ungeta. Aspettate che avere l'apri, che sono una padrona di casa, va apri sulla padrona di casa. Ungeta. Me frati! Vedi calorati! Buono, come sento? Adesso, mi frate, adesso. Stai a cucine! Parla di cose importanti. No, anche così scecchi come Assettati, assettati. Ciao Ajax. Voglio dire una cosa. Perché ogni volta che bene mandare un nome diverso? Una volta Ajax, una volta svelto, una volta alla io mi chiamo Gildo e mi devi chiamare Gildo. Ma tu solo con me, tesoro. Sceglievo un bello nome, magari fanno scrivere. Ermenegildo. Ma che ci fa camminare? C'ho sei un danno che fa davanti. Camo scrivo, non c'è, Ermenegildo, nato a Massa Carrara e morto martire a Roma. Quando morì? A Roma, martire. Martire. Martire, morì. Morì. Capisci che adesso? Conta al cielo. A mamma, che figlia mamma. Misericordia, mamma. Perché? Riposa in pace. No, Mamma? Viva mia mamma! Mamma che è viva, che dice? Viva, mamma. ti ricordi quando venne e dissi Gittina Sficizzina? Ecco così Sficizzina. Uno con un nome importante. Lo puoi dire. Ermenegildo, molto martire. Allora non lo so, Quasi quasi. No, è che si può divertire se morendo. Perciò. Ah, qui c'è. Ti posso dare un consiglio? No, ma devi rendere, aspetta un minuto perché in loro stiamo a parlare a Muccini. Gildo! Ermenegildo! Questo non ci sta. Siccome io, mio fratello e mia sorella dobbiamo parlare di cose importanti in famiglia, perché noi siamo famiglie di quelle importanti approvate, tu ci vai a preparare il caffè. Sì, puoi anche andare. Girati. Ma voleva dire che ci mancherà qualcosa. A Vallezza. Finalmente ci potete venire a questa macchina. Che tesoro mi dice a Vallezza. Vai, prego, vada. Ma Daria non si capisce più, quindi ti posso dare un consiglio? Io di matrimonio non me ne intendo, però c'hai i figli che se ne accompagnano e qualche cosa non sa. Ma vai imparando. Io ti dico che ci consiglio sempre tolleranza, comprensione e soprattutto amore. Che io consiglio che ti posso dare? Amore a volontà. Tolleranza ci ha aiutato a manco tu all'idea. Comprensione accettata. Amore che mi interessa, porta mica portare grana. Ascoltami una cosa. Mamma, quando fu che ci Mamma, misericordia. mamma è viva. Viva la mamma, meglio di mangiare. Allora, ti sto dicendo solo che quando ci fu la mamma che mi disse solo una parola mia. Quando già cristiana. Chi da? Ma cristiana, non capisco. Allora, chi mi disse? Metti a letto a primo minuto. E io ci misi. Se ne una ora, ma le parole che mi ha detto io non Non si conosce più. non è che mi stai stretto. Quando ti manca un minuto. I cristiani non li conoscono più. Cioè chi è? Come stai facendo? Io sono sfortunato gli altri. Sì, sfortunato io sono solo. Ma ci prego tutto il giorno, prego. E che ci vediamo domani pomeriggio, Vedete? sai che mi dici? Ci fu
Dice che lo dicono un altro, noi ci si può interessa. Tu mi accattavi la macchina e mi accattavi la pelliccia, che sta che Natale, la macchina io la voglio E te la va a fare? e me la va a fare la macchina, capisci sì o no? Quindi, Sì, la macchina nuova, la macchina nuova. sai che ti dico? Siccome gira a fare a messa, non hanno parlato dopo parliamo di male. Un bicicletta da presentare questa macchinetta nuova, quando muove, che su, arcivescovo. E funerale. A Natale è un funerale che quando ci vanno a fare? A funerale. Molto, che ne sappi? Io non più o meno. Perciò solo, vedi sì, forza, di la messa. Ma con giri sempre, che macchina non la fare fare? A quando fa fare? Punge, ti vediamo, Punge. A solo continuare a essere mia, Punge, ma qual è il suono che butti? Isso qui, non ti posso leare. E tu uccidi, non è giusto. Che sei tu? No, qui Facendo il gioco. Punge, ti raccomando, mi c'è arrivato. No, come Charlie, no, come Charlie. Consumata lì, è consumata fino a messa volta. A chi si può quindi questa casa? Ah, chi si scorda? Elvira sono! Pizzichina all'andra. Ciao Concentina, ciao! Ciao! Bacini, bacetti! Niente, passavo di qua così per caso e mi sono detta perché non salutare la mia migliore amica? Certo. E Gildo dov'è che lo saluto? Gildo. Aspetta un minuto, non è da dire. Gigi Nummella! Oh Gigi Nummella, ti chiedi caffè che tu fai? Caso. E chi? Ciao Gildo! Bacini, bacetti! Prego. Grazie. Che è? Chi c'è? Che discussione c'è? No, niente. Stavo pensando. Che stavi pensando? Niente, cose mie passate. Tu lo vuoi per fe? No, grazie, non ne voglio il caffè. Vieni qua un minuto. Venga a dire via. Vieni qua. Qua. Se ne innamora di chi? Come da ora ti pare che tutto il tempo che per vesti finisce così? Perché il Robby, sempre tu vai da stringere, E mi raccomando, sa come la stringere. I nicchi davanti e i lati dei ladri. Mi raccomando, avanti, camminiamo. Aspetta, Rani, Nick, come sono combinate a casa Robby? Come al solito. Chi si davanti, chi si dal re. Sì. E che se ne cavano vanno? Ne mutande. Subito. Senza perdere manco tempo. Chi è sto sorrisino? Chi c'è? Elvira, la tua amica Elvira ci vuole dare un consiglio. Concentina, tu devi venire con me. Andiamo dal parrucchiere, io stavo andando perché mi devo dare una aggiustatina ai capelli. Vieni con me. Tu sei troppo cattiva con tuo marito, lui è così bravo, buono, bello. E in amore ci vuole comprensione. Con le nozze e l'amore, la faccio la E lezione. allora vieni con me, tuo marito sarà felice di vederti più sistemata, più alla moda. E secondo te li volessi da sistemare per questa cosa bella che mi marito? Ognuno si deve prendere cura di sé. Mi fa un piacere. Che fa la passiata qua? A cambiare una cosa. La vigilia. Io non voglio dire niente, giusto? Non di cosa stiamo parlando. Perché
via così male combinata, qualche cletto un violaio, non ti tiro un bell'anima di colaio, e tu così sterlingiosa, ancora si scherza arrangiata. Congettina, io devo proprio andare, il parrucchiere mi aspetta. Io ti saluto. Sì, bacini Bacini bagenti. ti saluto e ancora bacini bagenti. Sì. Però ti saluto. Ciao. Ciao. Ciao Gildo. Saluto io. Ciao Gildo. Bacini bagenti. Quindi ci vuole di fare un cristiano ninja. Niente. Ma sistemo tallicchetta, scusa. Ma se sono bello, ma che bisogno se non ha bisogno di lei, Teletubby! E fino a tardi! Teletubby! Senti i mobili tu! Senti i mobili affondati! Ma tu non c'è un bacino che si dice male, Che c'è? ma mi ha soffiato, ma! Ti dico anche ieri, ancora un'ora di Giulia. Senti tu, sì! Rimasti cotati che sto succedendo, ma! Aspettati! Ciao. Può fare la nuova per caso? Sì, ma tu faccio fare la zia di capo! Ma vedi che mi ingueta sempre idee! Mamma, che c'ha di nome? Un mascunda, ma un mascunda nero solo! Si mi fa seccare! E asseccati! Alla succaia. A quanto siete belli, Ma, misca, sempre tu, sì, sogno chizza più Non bella! faccio bella me. Che dici, ma? Che? Più bella. Che siamo belle? Sì. Che siete belli. Due gemelli là così, non mi sanno trovare, anche se non vi riconosco ancora. 18 anni ancora ma Non riconosci! Che c'è poi? Visto gli scambi sempre, metti sto fermaglino da così sicuro che non mi scambi più, giusto ma? Ah, vedi, Italia che intelligente mia figlia. Italia che Ah, no, vediamo. 18 anni, ne condone, Natalia. A me mi piace che mammina mi vesti da così, che almeno tutti gli italiani dicono, tale che bella! Aspetta, mammina, ma Natalia, mammina, Natalia! Sì. Esagerata! Ma come mi vesti? Ancora avevo 18 anni, mi vesti stessi, mi vesti! Ma deve essere, faremo, a giaccia che butticini faremo, no? A proposito di registri, a giaccia che butticini faremo, sto così. A proposito di gallinate, un è galletto di papà, ma... Galletto di papà? Non è... Dai da fa servizia. Giusto! Sono meschino. Si mi conto che tu con me noi. Vediamo se non dici che è meschino. Sicuramente che ti dici piatti colla da lì alla sta strena, mammina, sta streno, già visto ci sta streno, zeno. sta strena quando colla di cazzo papigliati. Io mi posso più come ci comatti, ma... Perciò ti devo dire una cosa, però a promettere una chiangere, Con mia parli, ma... Il chianzo! Sì. Ma che ma non so cosa, smai a diventare grande e non chianzo più, ma... Tu giuro, in capo di papà. Bravissima. E... un affitto straordinario. No, che come la mia tantini! No, io volevo l'ovetto Kinder! A casa sua ti resta di l'ovetto Kinder. Non si parla più! Voi dici? Mi fa piacere che tu dici che tu fai figli buoni. Chi dici che Sì, non dici? è un corpo di giunga che la spegni più in terra, ma... Stignicala. Comunque, ma solo perché questo vero, mi stupastivo. Ti faremo... Ti faccio lì. Mangiare, mamma, ti E fai allora mangiare. Poi pasta ti fai comacco. A me mi piace la pasta pomacco. A me Ma se non ti piace la pasta pomacco, ma se non salvo, ma non ti piace la pasta Che pomacco. fa, papà? Non ti piace? Non ti piace la pasta pomacco. Giusto! E dai di sapere, non ti piace la pasta comacco.
bianco. A me mi piace, e la piace mi mangi. Oh, papà, mangia, si unghia il stomaco, pumme. La mi piace però. A me ascolta musica. Ti voglio un po' di giunghe, aspettate che la sta che se ne va bene un po'. Vedete come ha finito? Ah, sì. Ah, che ci pensi? La mia casa, no? Ah, la mia casa. Un cristiano normale, questa famiglia, normale. Normalissimo. Io non ti parlo più. Come la scuola? Io sempre stesso. Ma un dabbione? No. Un dabbione che ci fa fare? No. È esagerato, dica tutto spento, la sta diventando. Dica che ti sto appassionato, tenimi male. Lascia perdere. Ma la penso. E tu Susi ti aiutano con me? A sapere. Sta parlando con me? A sapere che quando mi faccio io la ciacia, non mi preoccupare. Tu sta parlando con me? Sì, chi è che sta parlando? Impazzissi! Questa notte, pa! Mi fece un sogno e mi sognavo che lavorava e aggiungavo stanco. Ah, giù, tutto a Tommaso. Sì, tutta mia per la carusa. Tutto di te. Sì. E tu giochi? Stagliasti un giorno. Sì, pa! Taglia la lingua sudata io. Queste cose sistemaste? Tutte cose. E meno male, a così mi vai a fare qualcosa da India, perché io ti posso vedere il chione, va Mi bene? affidisco. Chi sta allenamento su? Come si combatte? Ma come ci Combatto perché Tu mi pare tutto coraggioso, no? non è questione di coraggio, è questione che l'avessi lasciato 150.000 volte. Successo mesi per me, già cosa c'è. Com'è? Una volta resta in ginda, una volta nasce la piccetta, una volta... Ma finire con sto scriviano! No, nuda. Sta pensando senza te boh? Finisce, perché se non ti imbuni, capite dalla raggio, stai a bene a cercare qui. Ma chiama mamma mia! Facciamo a culo, facciamo, aspetta! Non da eliminare, aspetta! Non mi consigli, figlio mio! Guarda papà, Vedi che facciamo mamma mia e che ti sta abbastonata a tutti. Dica ti fa. Tu non hai potuto dare a tua mano, Ora dico, pa, tu sta Stai facendo uno spreco. oh, bella madre. Papà, ma come ti viene in mente di pianta questa, papà? Ma come ti viene? No, coraggio. Non era la piscina, non era la piscina. Quando la prima volta che ho cominciato a fare questi riogni, a voler passare. Poi arriva campana. La carosa incinta, nel giusto, e la stanno bene. E continuiamo la vita. Capita lasciare bene. Paese Camingueta, io non faccio niente, faccio solo allenamenti. Questo allenamento te lo faccio fare, a strafugnulo te lo faccio fare. Dite che facciamo una Ma c'è la culo! sicuro sì? Pa, la sta bene, pa. Mi stai dicendo che stai bene. E tu fai un bravo. E quindi c'era una creatura che al nascere non la poteva stare e me la patente. Poi, nando viaggio, con tutta figlia di tua lasso, basta, non mi voglio sapere più. Serve che non vado col zio, che appariva, comincia a parlare da tutti i sermoni del Vangelo dove si. Quando parlava appariva o Papa, appariva, o Papa. Sì, papà, ma che sta dicendo? Sì, papà. Non capisco che diventa papà, sì, papà diventa lei che sono famosa, mistica, papà. E usami la via da Disi, sì, papà, mistica,
papà. posso assicurare che se Tozzini diventasse papa. Sì, ma io non l'ho saputo, io sono il nipote di papà. E tu, se tu sei il nipote di papà, papà, come fai questo progetto? Tu una pezza, è una figlia ignorante. Mi fa parlare. Intelligenza zero, pazzeso. Sì. Se tu sei il nipote di papà, e tu sei il mezzo. Una pezza non capisci niente. Se io sono a nipote di papà, o se mia è papà, io sono a nipote di papà, Izza è mesoso, giusto qua è mesoso. Tu sì, a soso, da nipote di papà, giusto. Hai visto che siamo rimasti finalmente, però ti stava dicendo che Pittozzini a diventare papa avessimo a tornare indietro e avesse essere come minimo un presidente degli Stati Uniti d'America, Obama. No, pa, che sono la via da vedi, pa, e che sono la figlia di Obama. Missica. Non so che pensavo, che mi disse che io sono la figlia di Obama. Te lo dico, quando l'hai voluto dire mai, ho dato dire. Non so i miei compagni ogni volta che mi salviamo a scuola, ma che fanno, mi fanno piangere, non so perché, sì, fa. Ogni volta mi dicono Niusa. Ora ci posso rispondere, appena mi dicono Niusa. Certo, sono figlio di Obama. È famosa, sogno. Quando papà fa scuola? Io sono troppo intelligente per studiare, perché già faccio tutti i cose. Dici cielo come a scuola, quando fece a Pizza Mateggia. Che? A Pizza Mateggia, come si chiama? A ricreazione. Sì, brava signora, ricreazione. sì, quando chissà Mateggia A ricreazione. a ricreazione, io sono troppo brava. E quindi oggi mi chiamava il compagno e mi disse, cazzo, vieni qua e cibo, qua, ci disse, chi mi vede mi fa, oggi ti voglio dire una cosa troppo importante, però a classe di Cainza ci da portacavi. E che faccio? No, pa, no, ci disse no, perché mammina non muore, pa. Mammina. Mammina, di tia che mi interessa, pa, di tia. Comunque ci disse, si muove di mudicità e mi fa, vabbè, pa, che si sono soddisfazioni, da lì a chi mi impara a fare. Mutusi, pa, e domani mi impara a imbinare con una dota. Sempre con chi? Sì, sono soddisfazioni. Ah no, come chi sei ignorante, non sapete a fare niente. Tu sei troppo ignorante, da imparare a fare chi sposi. Chi sono soddisfazioni? Ma la finisce che mi sta facendo il canale che tu quelli da te ne va. Anche tu vai a dire la vita sta cosa. Ma come mi viene in mente di chiamare la assieme? Sì, mi piace. Non è che mi viene in mente quell'arca di scienza di tua madre consigliata da tuo zio sapendo che doveva essere un bambino, ci mi disse, allora ci mettiamo, io avevo pensato di mettere il nome di mio padre. No, può essere, sei antico, bisogna mettere il nome moderno. Sono moderno, lo dobbiamo chiamare Casimiro. Stai I ferma, sono acciunghe casa Zemina. Dica che la faccia agli utili sta giunta. Poi hanno visto, non erano sicuri, se era maschio o Casimiro, se era femmina Casimira, doveva essere Casimira. Poi hanno visto che eravate due gemelli. I berlotti da più bella, pa? Beso, giusto? Il tuo economico la ragione. Allora, per evitare che restava un nome da mettere,
hanno diviso il mondo. Ha una casa, ha una vita. Casa, vita. Presente. Chiama casa così fa un professore da scuola. Appena dici casa presente. Ma come tu ignoranti, fino a Izzo ci voli. Un attimo in silenzio, non da fine a stare un attimo in silenzio. Cioè, ragazzi, papà, senti te. Ma quando volta sento parlare a mamma e zia, dici, ti ricordi che ero già dopo un battesimo? Ogni volta la sento parlare, di come Chissà per la via meglio una pensata. C'era una signora che abitava nel piano superiore. Ha avuto una bambina e l'ha battezzata. Era una signora molto aperta, aveva molti parenti, molti amici. Ha avuto 180 invitati. Esagerata! Lei è esagerata. E certo, papi, un battesimo, 200 invitati, miss. Vostra madre, siccome deve superare sempre tutto, perché lei è la prima, quando lo provavo a battezzare voi, 225 invitati. Giusto! Ha fatto di quella una vittima, tanto che ha venduto la casa, se ne è tornata a Palermo e non si è più vista. Ah, sappi quando cola di chi ci pigliata, mammina? Se c'era se c'era ci dava un golpo di giunga che la sticchiava in terra. Tutti i davi. Basta, io fanno per piacere, basta, che mi sto facendo un signore la macchina dello stomaco. Tu lo dici da così picchiami, non mi va bene, sì. Aspetta, c'è di no, io la dica, mammina, vi faccio pistare. Io zia, un dovista pure il bene. Un dovista pure il bene. Pa, non da questo. La figlia sta andando. O ti ci manda a trarre un po' di papà. Scusa sì. Scusa sì. Lasciala perdere, pa. Ma non da questo, ma sto cercando come da faccisti, pa. Ti sai fare? Ai, Ce l'hai messo a tesoro. Così orba e poi certe cose non le puoi vedere. Quando c'erano i battibecchi, lei ogni cosa distruggeva tutto quello che avevano regalato per il nostro matrimonio da parte della mia famiglia. Una mia zia ci aveva regalato un servizio di piatti di porcellana finissima. In una di queste chiacchierate, diciamo, ha preso dei piatti e ha cominciato a lanciare come se fossero dischi, sai? Verso di me, gli misi dal divano e contavo 1, 2, 3, 4, 12, finito. Alzo la testa. Avevo dimenticato che c'era la suppera e mi ha visto arrivare il cane, tu già fuori che mi passa. Un ricordo che me la sa male. Papà, dopo tutte queste cose che mi raccontaste, papà, davvero ci vuole figa con una vita. Io ti reputo un eroe, papà, un eroe. Che eroe, un eroe. Non era per bandi altro che eroe. Che dicissi? Dici così? Tuo papà è un eroe. Dopo che so che mi condò un papà, mia, un papà, tuo papà è una mia. Schina d'acqua. Somma. No, unica, cainza, i patroni da casa. E siccome non c'è mammina, vai a gratuire, giusto? Giusto. Spirita bis. Sì.
una pigliata di qua. Sì, tutti qui, a pigliare di qua. A dove va? O che da ma che in tutti i casi ti? Oh, ne sono. Il cucina che sta spinzando per cucinare, non è questo. Chiamatemi a Concetta. Ci vai a aiutarla? Chiamatemi a Concetta. Anzi, tu hai tutta questa grande pena di tua sorella, facci e ci vai aiutare. Io c'è che... E allora perché domani andare per cui ci vai? non ti posso dire. Se ha vinto lui la macciara, mi sceglie macciara e mi sceglie. E comunque ci vai a aiutarla. E lo so perché stasera mangiamo carne. Si è caduto con la fame e finito di mangiare. Si è caduto da fame. Chi ci metti questi panni? Ah? Chi ci metti questi panni? Io mi chiamo mammina! Mamma! Oh papà! Mi vuole pisare a bastonati! Sì! Che può fare? Pistalo, ma pistalo! Mi volevo pisare a bastonati, ma... Che hai visto? Sta succedendo in questa casa con gli amici, sta succedendo. Ma pezzo di corpo! Oh, Cioè, come fate per rinuccati? Carusi, tu ma piedi di giornata! Caenga era! Non era? Dopo me. I miei fratelli? oh signori. Pistalo, ma! E tu pensi che a me frate può fare queste cose? No, ma faccio come dici queste cose? Lo sai che ti dico? Vieni qua. Cambio segnale, immediatamente. Non ti dico niente, perché non ci mi state mai solo. Ma stasera, l'angelo. La descriveremo prima che questo. È proprio questo. Un Gesù può fare ora, può fare anche ora, non ti preoccupare. Dammi un minuto. Può fare anche ora. Non mettete carne, Poco. Ci vuole, ci vuole. Basta. Questa volta a tutti i dubbi buona perché mammina posti si condisa così che sta diventando papa. A prossima volta Una lasciasti prima che una lasciasti prima e vabbè. Ma l'angelo dico, non è che papà, non è che ma parte, non c'è succedere. Non ne posso succedere. Ma chissà ciò che ci va a dire da qua, però chissà ciò che ci va a dire A studiare. e come studiare qua? E più parti, chi ci va a dire a chi da ogni volta si trova a gioco? e i passi su banzi, uniamo. Tu mangi una panna. Tu che mi va? E io ci vuoi dire mammina. Vedi cada parte con Nanzi. E quando si parti? Non è questo il problema quando si parte. Che ci diciamo? Uniamo. Ma siete tutti e due ignoranti, padre e figlia. Non vi la dedica, ci vuole una persona intelligente. Perché mangi tutti è svello, zero, tutti e due, una buona, una fatica. Tu di qui vai una mammina e ci diciamo che facciamo un concorso, sì. Un concorso, pa, che sono i concorsi? Un concorso di chi? E tu che concorso fai tu? Che concorso va a fare? Parla con me, che concorso va a fare? Guarda, potremmo vedere quando stiamo a fare, potremmo vedere Di bellezza, esagerata! Ormai è bellezza, passata di moda! Ora, lo sai che va di moda? L'intelligenza! Sì, guarda, che sta ciuffati, pa? Ci diciamo che vai a fare un concorso da Stella Maria!
ci va a fare una casa, va. Quindi dopo mattina ci sogno io. Benissimo, va. Pasino c'è. Buonasera, bomba. Andate con di posso vivere, vi fate andare con di posso vivere. Buonasera bomba, Come va? ciao mia. Ciao Pasino. Che bello me Pasino. Calepa che fai bello me Pasino di capizzi lunghi. Mi si calma dopo, un gusto di modello può fare. Sì. E alla sorella a tuo marito, ma che mi fa parlare? Posso dire una cosa? Certo, bello, che buon campione. Avete che si dava? Calepa! Quindi da Cieroso. Certo, bello, che grande. Ecco! Aspetta! Va, vieni la tua mandarina che sia! Oggi da Gaia! Cieroso! Che A mammina modissi! devi sapere? Sì, a mammina modissi! Ognuno mammina mi dissi, figlia mia, se la vita devo passare buona, arrivare i soldi di zacchetta a tutti gli uomini che incontri e di geloso che suppa! A prossima su 20. Che si dice? Sì, ma così, se devo passare buona, leva i soldi di zacchetta a tutti e dica da passi buona. Giusto dissi, giusto! Tu ti svelo zeso! Come mai, come? Che si dice? Ecco stava a dire bomba. Finivo di mangiare un due e pensavo, ora faccio una casa a mia compagna in giro. È buono così. Mi volevo domandare se tu accattassi un cartuccino nuovo. Sì, accattavo i cartucci, mi davo un anno un giro di riserva, a così appena si apre la caccia siamo pronti e se potete sparare, potete sparare. Ma dai avanti tu spara, il problema non è questo. Chi non va punta e la torniamo con carneri, chilo di conigli. E con culo senza pallini. Se tu mi metti in una traiettoria per occupare, Ascoltassi come ci mette nella lega. Parla, Ah. con un chilo di palline. Ancora quello ti dirà cacciare. Beh dai, la caccia non è quando camminate devo sparare. Come? Sicuramente sono anche sbarare, passare nella pensiera, se ne vanno a pesta le armi. E poi un movimento fa bene. Smuove lo sangue e leva l'inquinamento del travaglio del nostro cervello. tu guarda cosa non posso capire. Ma qual è questo inquinamento di travaglio non posso cervello? Se non ho travagliato mai la vita. E così stiamo parlando, ma una cosa questa, così tanto più in generale, Ah, ho capito. Io ma così lo dici, linea Cornello. è che San Marzo ora siete in linea generale, E generale. oggi eravamo Cornello sempre altro ufficiale, sono combattuto. Mangiate un qua. Ma dura che non mangiare una Sai che faccio? Vado se piglia fuori qualcosa da Indra, mi sembra ma ho detto qualcosa piglia fuori. Sì, mangia calcio. un bar in metà che faccio, no? Dici da, c'è un posto a tavola lì, Ah, vabbè. e c'è un bar. Alto là, si va lui. Aggiungi un posto a tavola, cacimmi Pasino. E che faccio? Vado con me stesso con pagare. No, che bisogno ne va. La carrola in cucina, ma tutti mettere di fuori. E guarda, oh. Bene, caro, perché a momento c'è di alza della mani, c'è chi tu preparare, a momento di mettere un servizio. E che non vuol dire che con male dopo quando va a mangiare qua, lo va a lavare la pianta? No, non ci credo, non ci credo, no. Lo faccio. No, si può che non ne faccio, chi mi sentivo, sì, qui in piazza non ne ho lavato mai. No?
asciugarlo qualche uno così, ma però quando qui mi piglio una chiamata di veri, come? E come ho pigliato le mani vere? Lo dico io, però vedi che hanno dato la nota, vedi che scherzando. Quando piglio i piatti a asciugarlo, mi sento copì, mi sento con le cuore, mi sento con terzo, e succede che non me lo compare, internet, se tu scusi, e stai mamma, levate quello che a 5 minuti ti fa il piatta e magari la cucina, compare, e a me non vuoi lasciare compare. Ma sapete che di camminare? No, allora dipende da compare. Ma come ne siamo riducendo, Come ne siamo riducendo? Come ne dice la riduce? Sempre da parlare le stesse cose, ma parlare di caccia, di caccia. E se parliamo di caccia, mi dici che c'è il fucile, salsicce, cane, tutte cose pronte? No, grande tempo di caccia, compare. Femmine! Femmine! La settimana passata mi veniva a tavola mia, compare. Apri-ce, compare. Quando portava la vociata di scuro perché aveva mia moglie l'ha preso. Ah, ma che buco mi facciamo? Mamma femmine! Compare, che c'è là? Sì, anche femmine, compare. Vabbè, le portate le cose il coniglio, anche quando è massone, dici. Ah, coniglio, ma femmine. Non parlate il coniglio, anche quando è mascolo, o un mascolo femmina. Zappate con Non va, ora ne che mai, che cattiviamo. Complimenti a me, compare, femmine. Si parlava di caccia, di coniglia. Eh sì, domani a caccia non ci vanno. Ma c'è che Così, No, non ci vanno. si capisce, ma così parlavo con compare, devi parlare, che... Devi parlare. Sai che è un discorso? Sai giù, quando ti presentavo, perché amico me era. E infatti che ci sono nello stesso quartiere. Era perfetto, ma non c'è chi E si pensa. e si perseguiva. Ma si pensa che stiamo parlando così. Scusa la cosa, c'è come giocare. E se non compare io fa, sicuro no. Come fai tu? Un metallino, si imita io che importanza ha. Mangia. Perché sono preoccupata, solo per questo. Preoccupata Perché non faccio che ci piace mandare da freccia. Si fa questo, E che se questo capo facciamo la figura, io come compare. cosa ritorna la figura? Ma passa con Marco. Basta con Marco. E che si piace venuto me, mamma. Che si deve venuto Marco. Ma può pizzare l'euro. Basta con Marco Sacre non mi piace. Non si può mangiare che ci più manca. Marco, ma cosa ci piace? A me compare mi deve. A me non mi piace. A chi ha? Non ti piace passa con Marco? Non la digerisco abbastanza. Guarda, mi pare che siamo maritati, io mi pare capito. No? No. E chi sa nulla, Chissà, se mi faccio, può essere che mi faccio. Come? Se fosse uno che come conoscessi, potrebbe andare a stare cucinando magari. No, Anni italiani. Ma siccome che conosci troppo buono, E famiglia da sei. sulla famiglia che siete. Famiglia invece da come sai che Allora, che fai? A mangiare questo da Omacco, vinci. non è che potevo pensare a una Io avanti, e avanti da me, avanti, marcia.
Marco prega a dormire. Che fai? Camisa! Dormi, mica dormino che non c'era studiare. Che dici? Io studiavo di creazioni. Io messa. Ci parli di segreto. E io la devo messa. Va bene. Tu non sei amato e tu non sei amato a casare. Alleluia, alleluia, alleluia. Benvenuti nella casa del Signore. Mamma mia, quanti parrocchiani vi ci sono. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Guarda qui. Missa, che la messa. Quale messa? Come che la messa? Sì, la messa la devo, non ho cane. Ah no, è una. La voce. E come sei? Da compagni. No, ne puoi no. E niente. A quando vuol dire la fare no per la buona? No, sta chiudendo, grazie stesso. Tu non spammato sommersivo e tu non spammato. Signore, ma aveva detto a missa e tu non spammato, ma come si comatti tososo? Sapeva detto a Costigliani. A chi sta c'è Costiglia e tu non ti amato vedo, ma io non posso dire di più, ma io mi vaglio che non posso dire di più, ma aspettare. Che c'è vuoi? Mi spiace da vedere, è carino come scassare tutto il ragazzo. Ah, e ci sono molto? Sì, io si va, tiene lasciato per una settimana e non lo posso muovere. Per una settimana tu a stare immobile con sto grazio senza poter travagliare? Proprio oggi? Ho usato sabato, è ora di stirare. Tu lo fai apposta, per stirare. Io lo faccio che lo fai apposta tu. Mi fai un scorna mia, ma non mi interessa. Ma vedi che stiro con una mano, non ti preoccupare. Cavola di stirare anche con una mano e c'ha pazza a stirare. E chi si ha preoccupazione che ha come braccio, può stirare pensa. Stiro, non ti preoccupare. Tu a mia, non fare vuole di vero. Tu a mia, se ti onna, come vai a stare lì se ti onna da così, con su più capace a fare niente, Non lo fare una pizza. Come li fa? Io ti posso fare, faccio. Non mi interessa. Va, apri tu. Non si può per una casa. Va, apri. E spedicati. Lascia. Signor sì, lasciarla. Finiscila. E come la fai? Non sono capace a fare niente. Qui. Non mi interessa. Guarda, uso di casino. Guarda, mamma. E cosa ci devo fare? Niente, la mogliente non aveva detto, ma... E ci vanno i manifesti. Gildo è caduto di sabato quando è ora di stirare. Ma ci siamo venuti solo una volta, che mi dici? Sì, mi disse da tenere a riposo per una settimana. Ah, se non basta. E dopo una settimana su un attomento a cavaliere ci rubo anche il grazzo. O capisci andare con male da devi stare con la sola persona. Certo. Uno che è abituato a cavaliare, cosa si come a dire? Come? Tutto basta con estrema, Se non lo capisci, sono contento.
Andiamo a sedere le mani, non so per assicurarsi. Piuttosto non è lei, visto che ti parlare la persona assicurarsi. Se avete bisogno, potete chiamare. No, se avete bisogno di chiamo, mi viene a piedi, scemo, tutte belle cose, e cosa fai la gente che gioca a fare la anzi, sapete che ho detto? Proviamo, se basta che arrivi qui. No, io non so faccio niente, dici, tu sei lui, io aspetta. Tomba! Ah, tomba! E che fai di camicina? Ma vuoi la esce? No, non esce, un pozzo ne esce, hai sto cazzo che mi fa male, mi fa un dolore del cane, non voglio uscire, non esco. Io ho deciso che resterò 7 giorni a casa, non esco. Cosa fai, Magina? No, io ho Questa deciso. storia che tu hai deciso. E quando mai questa famiglia ha deciso tu? Perché non voglio uscire. E come dissi? Tu ne esci? Ha ragione con Mariano, ma che faccio di così? Dove andiamo? Non sbagliamo tantissimo. Amoni. Decido io, esci. Esci. Amoni, fai di così, dove andiamo? Fermo un minuto. No, tu puoi essere. Quando vieni portami con mare che mangiamo insieme stasera. Vediamo un pizzico cosa, tanto che devi mangiamo. A fumare un genio problema. Che è? A fumare un genio. Un genere viene con mare. E poi invece di buttare la settimana, ci ha buttato. Ci ha buttato voi e la prima volta la madre. Capisci che stai dicendo? Quando tu gli volato delle domande ci buttava io. E che faccio io? Un tempo che chiamavamo e stai? E già io già era chiuso. Se mi piaceva stare chiuso. Così è. Sì. Ma che coglione andare con mare però quando ci siamo il primo mese? Ci siamo presi apposta. Attenzione, incrollate la mossa, di che salutare da così, salutare da così. La mamma ci mette i soldi della pensione, l'accompagnamento e gli felici. Però addirittura un continuo che io non ho manco tempo di chiudere la manica quando fammi sarebbe la giacchetta. Mi servono? Tu sei per la meccanica non è come guarda. Tu dai va, come fare parlare? Vai a fare una cosa nuova. Ma cucina nuova? Non la vita cucina nuova. Bomba, questa femmina è pericolosa. La cucina americana non ci piace più. No, africani, Stavo a cattare la cucina australiana. Con le Da una venuta che viene lontano cosa più australiana. Veramente apro una casetta. Sì, e io non le sapevo, tutte queste cose le sapevo tutte. mi disegnavo in casa. Perciò va bene che non ti posso vedere questo braccio. Adesso, consumatamente. Meschino gli sogno, lo vai a fare? Non è che io lo faccio più come ora vai a comportare con gli ora. E come lo faccio a fare? Io ci non guardo il braccio. Che sono così? Tienissimi, Matilde, tienissimi, quante volte qua entra? Ti immagini? Ciao, Antasi. Ciao, Cosuna, Messica! Ma di cui chi sono nuovi servizia di fare a crustica ci stanno arrivando un capatesca. I cose si dicono una faccia. Che tuo povero facciava gli altri 40.000 e ora l'avevano uccisi. Zitti. Mi posso sedere qua e al lato di mia perché sennò uccidi con queste bubiglietta. Ma finisci la sta scarabocchio qua. Mia scarabocchio, ma parla troppo strana, ma parli troppo strana. Ma io volevo salutare solamente le mie amiche, che accoglienza. C'è una accoglienza. Sono gelata. Perciò, quante leva che mi
volta suonano. A prima, sempre in questa casa. E venite che avevo peccato così tutti in questa famiglia qui da Cavora. O mi posso dare tanta volta? Ma fino a pinzeraio. Ma non voglio, ma in questa materia non l'hai studiato, io sulla creazione hai studiato, ma... Ho capito che telegramma? E che ho un telegramma, ma? Così mi vuole? Come così mi vuoi sentirti? Così mi vuole su telegramma? Che viene a dirti, ma parla! Che succede, ma? Che succede? Tu zia? Messia come? Messia, tu soso! Tu soso, Messia! Se mi si chiama la bretta, scecca! Aspetta, un gemello, se si chiama la bretta, carica! Una pensa! Scusate, leggo io, che sta lambretta? Che feci così? Anzi, così! Ma sicuro, fai un telegramma, perché metti telegramma secondo Dio? Così, silenzio! Non dico solo, tu non ti capite di scritta lambrata e non lambretta! E tua sorella, sempre cosa tinta ieri? Tua sorella doveva partorire ed è andata all'ospedale di Lambrate. Ospedale di Lambrate? Ma io tu voleva dire, ma che c'è da inizio voleva dire, c'è da ricreazione, c'è questa materia. Osa musica. A Lambrate. Ma parte di qua, mia mamma. E come papà, secondo me vuole il nome nel suo papà? Ti aiuto io, va bene? Allora, ci metto un zainetto, ma che ci metto un zainetto, ma che... E come ce le metti che dopo avevi un braccio stuccato? E che mi interessa dire mamma? Posso aiutarvi io? E come un aiuto, ti faccio con una pianta. Piano piano. Intanto vado a fare i biglietti per voi, va bene? Oh, quanti siete? 2. 5, giusto, 5. E i due carosi che una no a portare per forza l'andano per fiassare. E me sono 5. E Gildo? Gildo resta a casa che sa lambarare, che significa stare solo. Sa lambarare che significa senza sua moglie. Giusto. Ma soffri, senza sua moglie, ma Giusto. Vai benissimo, va bene così. Sì. Allora, preferite aereo o treno? Aereo, treno, Bene. Aereo. treno. A me mi piace bullati. A me invece fare ciuffi. Aereo. Treno. Va bene, decido io. Treno, vabbè, più comodo. Va bene, è sempre però che ci siano i biglietti ormai. Offesa. Vedi, mi può dire che ti sta pensando a bastonare. Offesa! Perché che dissi? Che disse? Cioè tu arrivi all'agenzia, ci dici che avevo bisogno di 5 biglietti, ci dici che sogno io, la signora Marascialla Calevoni e io ti dici che non c'è biglietti. Che sapete che offesa nivola ieri? Va bene, ci dico la signora Maresciallo, allora me ne vado, faccio i biglietti, ciao! Già? Sì. Allora, ma Bastiano, che bello! E tu pagare sta casa? E ora non capisci niente, ma non capisci del manambretto, che non capisco mai. Ma ci menaggi, veramente. Niente. Ma partiri? E dove dobbiamo andare? No, noi dove dobbiamo andare? Tu resti a casa a soffrire. E dove dovete andare? Facendo leggersi, ma... Tua sorella ricoverata all'ospedale per parte gemellare. All'ospedale di Lambrate. Ho capito. Ma che sei tutto come Palumbo che le fai cadere giù? Noi ci andiamo a preparare. Tu incomincia
soffrire senza di me e senza tua figlia. Su, cani, chi sta a casa, su, manca giunga ti lascio. Avanti! Gildo, Oh, bellissima, lentissima! tutto a posto? Ho fatto i biglietti. Ho 2 in più per Parigi. Pensi a noi? Vediamo se possiamo passare qualche giornetto insieme. E due sono i nostri amici. E dove sono tutti? Si sono andati a preparare perché devono partire per l'Andorate. E allora vado ad aiutarli così si sbrigano, eh? Vai, vai, vai. Pronti? Ciao! Scatti, bello. Divertiti. Ci casi per uno shot a shot. Ciao qua. Ciao, Giovanna, Ciao. ciao. E il Menegito, ciao. Ciao, buon Ciao. viaggio. Sando. Ma che sono che scusi? Dammi che ti interessa? Ma tu sei una classe, dite una cosa, ci posso. Guardi che ti caga di qui, pronto io a una donna, vedi che la io di caga. Guarda, non vedo pazienza. Assicurati che partano. Come io arrivo a Milano, metto il piede e tu devi telefonare. Hai capito? Ah, tu arrivi a Milano Metto il piede, e io devo telefonare. sì. Ma non sarebbe più normale che appena arrivi a Milano mi telefoni per dire sono arrivata? No! Piede! E voglio sentire lo squillo del telefono. E vabbè, Gildo, appena lei mette piede a Milano, le telefoni, va bene? Va Ok. bene, va bene. Mi raccomando, Subito. Sarà fatto. cammina con. Vai, assicurati. Prima che parto, non ti scordare una cosa. Di aprire la tavoloccia del gabinetto, perché un gennuggio. Quindi va a fare il giainga, cerca di centrare il buco. Ci metto il punto, non ti preoccupare. Mi raccomando. Ciao. Ciao, buon viaggio. Oh, capisci, pa? Non vi scordate niente, no? Un'altra cosa. Candeggina a pavimento tutti i giorni. Pulizia totale. C'è altro? No, va bene così. Ciao. Ciao. Si ungiti su Mela. L'ultima cosa, me ne vado. Le gambe, belle e rigogliose,
Mi raccomando. Vieni da per tu cielo. E non mi interessa, un giorno aspetta a mia, che ti fanno cose a canarmi. Ok? Va bene? Agli ordini. Un giro la parola perché soffri. Devi solo soffrire. Ciao. Ciao. Posso dirti una cosa? Una sola, perché ti voglio un bene. Posso dirti una cosa? Una sola parte. Esplisci. Una sola, una cosa troppo importante. Ja dirlo bastica che ne va. Asciacco con punti. Avanti. Tomma! Allora, casa qui. Buonasera, Tomma. Perché Solo, finalmente solo. E un sentiero. E mio lambrato che da Allambrate. quando Genio, mia cognata, ha avuto 2 gemelli. Perché questi sono come palome, sapete palome quando l'uomo corpo a così, a 2 a 2. E che ne è stato solo allora? Solo, meglio solo che la compagnia. Solo tu. E solo io, mamma. Ecco la fandare. Ogni sera a ballare, case discoteche, che sei, mamma? Perché vuole trovare la casa pulita, spolverata, disinfettata. Che sono come... Questione da organizzare, mamma. Argomento come qui. Per mangiare, un giorno andiamo al ristorante, un giorno andiamo in bagno, e la cucina non ti tocca. Teniamo tutte le cose chiuse, finestre, finestrone, tutti, quando l'alzo ogni casa. Non dormi, ognuno un capo di mano, ognuno che faceva, Siete un genio. ecco campagna, dubbi. Allora, non avevo. Aspetta, la caccolone non va aspettate soli. Avanti. Tutto a posto, Gito, li ho visti partire. Sono partiti? Sono in viaggio. Il treno è partito, se n'è andato. Benissimo, benissimo. E allora adesso che siamo soli. Oh, buonasera signor Calogero. Buonasera, signor Buonasera. Calogero, buonasera. L'ho vista. Buonasera. Non aveva chiarità con va. No, ma non è in meno. Adesso che siamo soli mi prendo cura di te, ti preparo qualcosa, va bene? No, signorina Andrea, si pensa che non Comba, il cazzo sul pezzo, comba. no, voglio libero. Comba, abbiamo che fare. No, rinviamo, ma un po', come Preparo io qualcosa da mangiare per il signor Gildo, lei si è da dove può andare? No, signorina Andrea, ora esce quel bacchetto di cose per mangiare, non ti preoccupare, ci penso io per me compare stare. Comba, No, ma non è da posto, non ti preoccupare, Vabbè, e allora, dato che ci pensa lei, io me ne vado. ci penso io, per me compare, ci penso io, non ti preoccupare, stassi quieta, ci penso io per me compare. comba. Non aveva chiarito che fare la via, con la musicissimo che abbiamo. Sapete che abbiamo tutte cose che stasera essere solo. E allora me ne vado. Buonasera, signor Calogero. Bacino, bacetto. Ciao, fenomeno. Ah. Grandissimo uomo utile! Come facete essere la carrozza di chissi? Ci penso io per me compare, signore! Che signore non ci penso io per me compare, signore? Che deve per ballare per mia? Ma che ne sapeva? E voi siete, va dentro, per sottovisti!
cacciato. Sapete che vi dico? Che ne dici? Alla rinnovare. Ogni paura, ogni. Ma cosa vuoi andare bene, come? Pareva. E sapeva che saglia vedere, ma come cazzo della tintirintina. Come si fa a fare perdere una cosa del genere? Comunque, ci tranquilli per me compare, signori. Ci tranquilli per me compare. Avanti! Avanti! Signora Concettina! Prego, si accomodi, signore. Prego. Ermenegildo! Oh, Non c'è la signora Concettina? Non c'è, si accomodi. Qualcosa. Sì, veramente ero scesa per un po' di zucchero, sa? Ho degli ospiti. Dove? Tranquillamente, dove si accomodi? Si accomodi, certo. Preferisco. Si sera qui con me, è più spazioso. Vabbè, cosa sei doctor? Sì, La prego. Dove è andata? È andata a Milano, all'Andrate. A Milano. Sì, mancherà una settimana perché mia cognata ha avuto due gemelle. Non si accomodi, si sega, me la prego. E l'ha lasciato tutto solo, Sì. questa grande casa. L'ho lasciato solo. Non so come parlare. Povero Paolo, non so come parlare, c'è solo io. Guardi, visto che l'ha lasciato da solo, io potrei fare un po' di compagnia. Che dice? Che è successo, povero Ma Paolo? è venuto per qualche cosa particolare? Ma certo, le avevo messo un po' di zucchero, le fosse non ero molto attento. Un po' di zucchero perché ho gli ospiti sopra. Ma sa? signorina Carmelina, qua c'è 70 kg di zucchero Non trova. sono 70 grammi, non si preoccupi. Ma che cosa ha fatto, povero? Ma sono slogata, una cosa. Sì, sono scivolata. Oh, scivolata. Posso mettermi da quel lato così? Guardi, si accomodi da questo lato perché lo vede, nel mio passato ho fatto anche una scuola, si dice fisioterapia, sì, così, e sono molto brava a fare massaggi. Sì. Posso? Prego. Posso, guardi, posso il ventaglio, avete avuto ospiti, io mi faccio di testare. Allora, posso? Prego, faccia. Oh, guarda, povero caro, ma le fa molto male. Oh, guardi, io sono bravissima a fare massaggi. Ma si vede che è bravissimo. Si vede. Dal sorriso. Bravissimo. Oh, povero caro, ma non posso? Faccia quello che vuole. È tutta sua. Allora, guardi, io devo fare. Apra, è già aperta, chiuda, apra, chiuda. Posso. Perché a volte dipende dal collo. Anche lei è caduto, fa anche il collo. Sì, Questa cosa mi metto da questo lato. Sì, Posso si da metta dietro? dove vuole, Ecco, si guardi, metta dove stia vuole. comodo che io passo dal polso tranquillamente alla cervicale. Guardi, così posso, guardi. Stia tranquillo che io faccio massaggi bellissimi. Vanno bene? Oh, bello rilassato, lo sta passando, povero caro. E dov'è che è caduto? Chi è? Aspetta qualcuno. Che è successo? Cosa non ci credi? Compa? Sì, Ma sì. Seguito. Ma assicurati che è giusto il numero. No, stai Ma assicurati che è giusto il numero, non fa. Dai a fare. Scendi da su. Ma piglia una bottiglia di champagne. O meglio che c'è. Brutti. Ma Sono la fata Merlina. quella era la fototina. La Merlina è un'altra cosa. Mi sento mio figlietto.
E dove mi porta a cena? Il mio pinucchetto, mangiare pesce questa sera. Mangiare pesce. Sa, pesce. In un localino carino, in questa cittadina di Campofranco, chissà quante ce ne sono di localini caratteristici. Sì, certo. Veramente. Però guarda, probabilmente invece che spendere tanti soldi in un locale, potrei cucinarti io qualcosa di sfizioso. La pasta con le salve! La pasta con le salve, sì, sarebbe una cosa veramente interessante, perché ci vuole finocchieggio, ci vuole l'uva passa, le sarde, tutti questi ingredienti tu ce li hai a casa. Perché se tu hai questi ingredienti non ci vuole niente, sono bravissime in accontento di quello che fai, ti accontento di quello che fai. Oh, carissimo, sono molto contenta. Ma io, cara, assolutamente di quelle cose. Ma avremo poco da parlare. Perché cosa potresti anche mostrarmi? Una collezione di farfalle africane, no? Perché ci sono le farfalle africane. Anche? Sì? Io avevo una collezione di farfalle giapponesi. Certo, più interessante di quella africana, naturalmente. Poi Sì? Poi? Poi? Continuo, caro, dai, ti ascolto, avanti. La collezione di farfalle africane, giapponesi, quelle thailandesi. ma che diavolo? Diavolo. Quale diavolo? Hai visto? Cosa hai visto? Ho visto da solo te, questi soltanto che Hai visto? Concettina aveva pure lo sciarme che l'avevo regalato quando ci siamo Senti, caro, tu hai preso una bella botta e quindi sicuramente è un'allucinazione. ti meritassi tu chi sei io. Io? No, sto parlando con una donna. Ti meritassi tu chi sei io. Ti ne visto a fare con una vista da vita, manco non te li mettere giù. Non c'è nessuno, ce la fa. non c'è nessuno, non c'è Prego, nessuno. signore. Che cosa, prego? Non è un zucchero. Sono 70 kg. 70 kg, 80 kg si è sciolto tutto si è sciolto. Sì, di cui fatto. La ringrazio per quello che ha fatto per il mio posto. Ma... Comunque sta meglio, no? Sì, sto meglio, grazie. Grazie, signore. Devo ospiti. Non è, grazie. Devo andare. È sicuro la prestazione sarà per i francesi. Vabbè, sono di quei fatti insieme a tutto. Passa pure. Cioè, buongiorno. È quella che sta con come? Ma poi era questa una signora che era venuta sì, vedi che stavo con Giucuppi, tu sono stato io e volutamente. Sono stato io a rifiutare e a parlare. Per volontà, via. Io non mi capisco come. Oh. Non mi preoccupate. Quando viaggio festeggiamo, anche perché ora è una delle di femmine. Finalmente a casa! Questa amica di più. Già,
Isso, um beijo. Pístalo, ma pístalo. Non vuoi stare, la cosa al marito. Casi? Che è successo? Aspetta con parlare. Che è successo? Che è successo? Ora mammina non pista. Ora non pista, tagliamo firmi. E allora, ci vuole. Ti do Aspetta un minuto. 5 minuti. Fai silenzio! No, mi sta sfidando. No. Mi sta Stai sfidando. stuccando l'osso. Tu mi stai sfidando. Avete 5 minuti per presentare la casa. E conto fino a 5. Oh, Non sfidarmi di Tre. Cecilia. 1. Carica. 2. Ancora dopo. 3. Aspetta, c'è a fare A fare venire. A fare venire tu. Forza! Oh, che è successo nel buio? Dovete rassettare queste succedendo. Mi sa davvero che poi è siete fermo questa sceneggiata. Bella me! Che è musica, ma? Ma quale bella me? Che sogno un vaso adesso, ma? Ma qual converso sei? La Madonna, vedo! Ma che Madonna! Non si può se posso dirti una cosa sola, ma a manco buona spadare, sì! Zitti, mica siamo consumati, sei. Ancora c'è cosa in terra. Ancora c'è cosa in terra. Non ce la faccio più. Non ce la faccio Gli più. altri consiglieri per il favore, pigliate. Metti tutti i cose a posto. Tutti cosa posso? Tutti cosa Tutti posso? le cose a posto. Non ce la sfondo più. Oh, da tesoro. E sistemavo, papà! Sulla testa sta tesoro. Sulla testa. Dai. Bene. Un giro, ma... Bene, caro. Non va bene. Qua. Non è. Qua. Perché si segnale. Un giro, ma... Vedo a me. Oh, Sai che ti dico? Andate insieme. oh, Dove è, caro? vediamo che succede. Qua. Cucumina, papà! Qua. Scusi! Cioè, è questa quella picciotta? E chi? Ora dicimi una cosa. Questo ci vuole in una famiglia. Ti sta drizzando? Certo. Questo ci vuole in una famiglia. No, Eh? no. In una famiglia si deve discutere, parlare, dialogare. Signore, ti ringrazio. Non c'è chi comanda e chi deve obbedire. Perché è facile con un mattarello in mano comandare. Hai visto? E allora che cosa c'è? Ci vuole collaborazione. Ma ci pensavo fuggire, vedi? E allora? Ci vuole amore, collaborazione. Esperimenti, discussioni, si parla.
Non c'è chi comanda e chi deve obbedire in una famiglia. In una famiglia ci vuole semplicemente dialogare. Grazie. E allora? Tranquilla, per me sarai sempre la mia maresciallo. Ringrazio Esercito ed Enzo, ringraziamo voi pubblico, spero che sia stato il vostro capimento e speriamo una prossima. Buona serata, grazie di nuovo. Sono partito come soldato, vengo arruolato nella caserma, è dura si sa, chi comanda di qua e di là. Dopo 2 anni da fidanzato, sono un uomo felice e sposato. Non è un sergente in casa